Era stato notato ai giardini dell'Arena a Padova mentre strattonava e aggrediva una donna, risultata poi essere la sua compagna. Un 34enne di origini rumene è stato arrestato dagli agenti della questura che stavano pattugliando la zona centrale della città. L'uomo è accusato di maltrattamenti contro la compagna e resistenza pubblico ufficiale. I poliziotti si sono accorti infatti che il 34enne stava scuotendo una donna che in evidente difficoltà chiedeva aiuto. L'uomo ha mostrato fin da subito un atteggiamento molto ostile anche nei confronti delle forze dell'ordine intervenute in soccorso della vittima, urlando e minacciando e tentando più volte di divincolarsi per raggiungere la compagna. In più occasioni ha rivolto alla donna minacce ed insulti. La vittima, scossa e impaurita, ha raccontato di avere una relazione sentimentale con l'aggressore da circa un anno e mezzo, ma nel corso di questo tempo aveva subito ripetuti episodi di violenza mai denunciati. Portata al pronto soccorso, le sono state refertate una frattura ad una costola e contusioni multiple al volto e agli arti, per le quali ha avuto una prognosi di 20 giorni. Accompagnato in questura, per il 34enne straniero sono scattate le misure del cosiddetto codice rosso a protezione delle donne. Si tratta di un cittadino romeno che già non aveva ottemperato a diverse misure di prevenzione personali ed aspo urbano. L'uomo è un senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio. Il GIP ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.